Sterpaglie, rifiuti e centinaia di bottiglie. Una vera e propria discarica nella bretella che da via Mazzini conduce alla via Scimè, a pochi passi dal Tribunale di Agrigento. Il terreno abbandonato da sempre si è trasformato col tempo in una discarica, così come la strada che offre uno spettacolo indecoroso. Un'incuria insopportabile, insomma, per la quale servono interventi urgenti per ridare alla zona un minimo di dignità, ripristinando anzitutto la pulizia, perché i rifiuti, oltre a deturpare l'ambiente, costituiscono un serio problema per la salute. Quello che si chiede è un intervento dell'amministrazione comunale, forse mai intervenuta da quelle parti. L'area, a ridosso della via Scimè, non è purtroppo l'unica ad essere lasciata in queste condizioni. Altre situazioni critiche si trovano in diversi punti del territorio di Agrigento, come sulle due bretelle di collegamento tra Piazza Rosselli e il viadotto Imera, dove alle erbacce e ai rifiuti, ai bordi della carreggiata, si unisce la mancanza di segnaletica sia orizzontale che verticale. Ma di questo pessimo biglietto da visita per chi arriva ad Agrigento ne parleremo a parte.